Benvenuti a incontro con il sindaco Enrico Trantino, grazie per essere con noi in diretta qui su Telecolor. Arriva Natale, quindi oggi pomeriggio alle 17 il sindaco l'albero. Cosa farà? Accendiamo l'albero, per adesso ci limitiamo ad accendere l'albero e credo tutte le luminarie di via Etnea, se non ricordo male. Poi nei prossimi giorni faremo la conferenza stampa di presentazione dei vari eventi che stiamo programmando per queste festività natalizie. Quindi alle 17 in Piazza Università si accende l'albero. Esatto. E quest'anno ho letto che ci sarà un numero di chilometri maggiore rispetto agli anni passati, grazie anche al supporto, all'aiuto degli sponsor, è vero questo? Grazie al supporto degli sponsor, grazie anche a un maggior spesa consentita dalla tassa di soggiorno, e quindi cercheremo di illuminare un pochettino più la città, dare un po' più quell'atmosfera natalizia che poi rende più gioviali tutti i cittadini. Che è molto bella veramente nelle città quando c'è proprio le luminarie di Natale. Ricordo i contatti per interagire, come si dice con noi: WhatsApp 342 74 55 005, la mail è sicilia24focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Sindaco, dobbiamo parlare per forza inevitabilmente del grande primo problema di Catania, la sporcizia, sacchetto selvaggio. Allora, non a caso il comune, lei, la sua amministrazione, siete passati alle maniere un po' più decise, una stretta repressiva contro gli incivili, con denunce penali, ammende salate, sequestro del mezzo. E quindi la città, che pure ha la Tari più alta d'Italia, ammettiamolo, poi vedremo, dovrà fare i conti anche con altro. Ma intanto cominciamo a vedere come sta funzionando questa stretta su sacchetto selvaggio. Duro colpo agli incivili dei rifiuti per dare una risposta concreta nel segno della repressione, che a Catania forse è più incisiva della prevenzione. Nella città con la Tari più alta d'Italia, con la spazzatura che trabocca sulle strade trasformate in discarica a cielo aperto, scattano ora le prime denunce penali con sequestro del mezzo da parte della polizia municipale nei confronti degli sporcaccioni che abbandonano illecitamente rifiuti sul suolo pubblico. Multe da 1.000 a 10.000 euro. Una svolta epocale intrapresa dal sindaco Trantino, che sin dal giorno del suo insediamento sta lavorando per stanare chi, senza scrupoli, si sbarazza della spazzatura nel modo più vergognoso. L'immagine simbolo è quella che vi proponiamo. Per motivi di privacy oscuriamo la targa dell'auto e il volto del protagonista. L'immagine simbolo è quella che vi proponiamo, che in pieno giorno, in pieno centro storico, entra in retromarcia e si parcheggia sul lato sinistro della strada. Neanche si degna di guardare, l'unico pensiero è quello di scaricare la spazzatura e quindi di svuotare la sua auto. Alla fine saranno 12 sacchetti buttati sul marciapiede. Così, dopo una lieve sfregatina alle mani, ecco che lo sporcaccione di turno si rimette in marcia, come se nulla fosse. Non sa però che la sua vigliacca azione è stata immortalata da una delle tante telecamere fatte piazzare dal comune. Inevitabile per lui la denuncia penale e contestualmente un'ammenda salata. Analoga sorte toccata ad altri 7 incivili beccati a Nesima, Librino, San Giorgio e San Giuseppe l'Arena, tutti accusati di abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico. Centro storico e quartieri periferici sommersi dall'immondizia, dove proliferano i topi. La contaminazione con urine e feci di topo delle superfici, delle scorte alimentari, ma anche il contatto diretto con roditori morti oppure graffi e morsi da roditore sono sicuramente pericolosi per trasmettere queste malattie come la leptospirosi, la salmonellosi, la rabbia, la peste, il tifo murino, malattia di Lyme, toxoplasmosi, rickettsia, borreliosi e così via. Una serie di malattie che sono legate al proliferare dei vettori nelle condizioni di scarsa igiene. E fanno paura anche plastica e amianto. Non soltanto ovviamente alla spazzatura normale, quindi ai rifiuti urbani, ma pensiamo a quanti materiali, per esempio contenenti amianto, sono sparsi in giro con grave rischio di mesotelioma pleurico per tutta la popolazione e non più quindi solo in ambito lavorativo, e anche per esempio alla grande quantità di plastiche che sono in giro, e sappiamo oggi che l'emergere delle conoscenze sulla tossicità delle nano e microplastiche, quindi di queste particelle di usura, di consumo delle plastiche di piccolissime dimensioni, 1 milionesimo, 1 miliardesimo di metro,
è un qualche cosa che minaccia fortemente la sanità, la salute pubblica. Ma qualcosa si muove, la raccolta differenziata cresce anche se non decolla ed ora un fedele alleato potrà arrivare dalla tecnologia e quindi dall'obiettivo delle telecamere. Certo, sindaco, faceva impressione quello lì che ha buttato fuori 12 sacchetti di immondizia. Quante denunce avete fatto finora penali? No, non so il numero esatto, non so il numero aggiornato. Diciamo che finalmente l'introduzione della nuova legge che ci consente di compiere quello che stiamo facendo perché è diventato reato e quindi si può agire secondo il codice penale, diventa un po' la chiave di volta di questa fase 2.0, nel senso che adesso possiamo anche, trattandosi di reato, sequestrare il mezzo, attività che prima speravamo di compiere ma era particolarmente controversa. Ora invece stiamo chiedendo anche supporto alle altre forze di polizia, corpo della polizia forestale, tutti quanti stanno dando la loro disponibilità per cercare di venirci incontro e comincia quindi questa con cui punire non solo quell'animale che abbiamo visto poco fa scaricare con disinvoltura tutti quei sacchi di rifiuti, ma chiunque poi si presti alla medesima attività. Però vede, direttore, a me quel che dà veramente fastidio, quando io vedo tutto questo accumulo di spazzatura anche di rifiuti ingombranti, che noi stiamo anche provvedendo con dei sistemi alternativi di raccolta rifiuti quasi a domicilio, girando per tutta la città, consentendo ai cittadini di buttare in questi mezzi che appunto sono programmati nei vari quartieri, i loro rifiuti speciali, i rifiuti elettrici, i rifiuti ingombranti. Beh, la gente risponde, però poi alcuni continuano a buttare in strada quasi che fosse più comodo. Quindi scusi se ne interrompo, quindi c'è un circuito di mezzi del comune che consente, sì. Io ne ho visti alcuni con semplici sacchetti, se uno vuole in effetti passa un mezzo, può anche e questi accettano con assoluta disinvoltura, ma anche rifiuti più consistenti, è giusto? Assolutamente, quindi siamo passati alla fase della repressione, stiamo curando la fase del servizio di raccolta, che dico sempre deve migliorare rispetto a quel che era prima, sebbene comunque l'attività di spazzamento già è visibile a occhio nudo a chiunque. Adesso dobbiamo passare alla fase anche della prevenzione attraverso un'adeguata forma di comunicazione che stiamo programmando e che penso metteremo chiamiamolo in onda la prossima primavera, attraverso video, attraverso comunicati, insomma attraverso qualcosa che persuada il cittadino catanese ad amare la città, non chiediamo altro. Sì. E anche a fare conoscere i luoghi dove andare a recarsi eventualmente per depositare la spazzatura. Come diceva il nostro Tonino De Mana, c'è anche il problema però dei topi, la disinfestazione dei topi. Avete un programma? Sì, noi facciamo periodicamente la deratizzazione, ma è chiaro che rispetto a una condizione di accumulo progressivo dei rifiuti non c'è deratizzazione che tenga, nel senso che noi quelle discariche che abbiamo visto le abbiamo pulite, ma il giorno dopo erano di nuovo formate e allora si costituisce un ambiente che agevola, favorisce la proliferazione di questi roditori, anche perché stanno tutti quanti con quanta velocità, ai noi, i roditori appunto si succedono, si riproducono e quindi il problema dei roditori c'è, noi proviamo ad arginarlo, ma se i catanesi non capiscono che devono essere innanzitutto loro a tenere pulita è impossibile risolverlo del tutto. Io andando in Via del Principe su sollecitazione di una ragazza che chiese un mio intervento, vidi questi topi che erano più dei conigli per la loro dimensione e sono rimasto veramente sgomento. Abbiamo subito ripulito, abbiamo subito mandato la deratizzazione, ma il giorno dopo di nuovo si era formato un cumulo di rifiuti. E allora dipende solo da noi catanesi, dipende solo da noi, non vi lamentate nei momenti in cui siete voi i primi a sporcare. Anche perché poi c'è chi, per esempio, e questo ci viene segnalato attraverso un WhatsApp, butta i sacchetti direttamente dal balcone, e in questo caso non servono neanche le vostre telecamere. Questo purtroppo mi è capitato, non so se già l'ho detto, di una signora molto distinta che conosco che mi ha detto: io comunque sindaco sono bravissima, faccio la differenziata, ogni giorno so quello che devo buttare, mi affaccio e dal terzo piano so dove devo farla cadere. Sono rimasto inorridito, gli ho fatto capire che non funziona proprio così, credo che l'abbia colto, speravo anche che fosse una sorta di scherzo, invece no. Non era una battuta, era proprio vero. Però c'è chi si lamenta, per esempio, ancora con un altro WhatsApp, che dice l'assenza totale di spazzini in via Duca degli Abruzzi. A volte i sacchetti, dice, vengono ritirati, ma per terra nessuno pulisce.
Io raccolgo questa segnalazione, mi sembra vi strano, avuta degli anzi Abruzzi. io dico una cosa, perché noi abbiamo capillarizzato il servizio di spazzamento. Siccome purtroppo i furbetti ci sono sempre, nel caso in cui ci fossero delle lacune non esitate a farmi giungere segnalazioni che io girerò immediatamente alla ditta, perché coloro i quali sono stati assunti e se ne sono stati assunti tanti a seguito del rinnovo del contratto di servizio. Quanti ne avete presi? No, non li pigliamo noi, li piglia l'azienda, mi pare che, non vorrei dire una sciocchezza, mi pare che siano sulla 50, adesso il numero non lo ricordo, ma o lavorano, non si possono permettere di spazzare per un'ora e mezzo e poi passare il loro tempo a prendere il caffè. Questi sistemi sono Perché finiti. qualche volta succede? Purtroppo sì, non certamente davanti a me, perché davanti a me, quando prendo qualcuno diciamo un po' più indolente, con gentilezza, con dolcezza glielo dico, e poi sempre devo dire che loro stessi chiedono scusa. Però nel momento in cui mi dicono che in via Duca degli Abruzzi succede questo, devo preoccuparmi che evidentemente qualcuno non compie il proprio dovere. Bene, allora questa segnalazione la potete fare anche a noi, oltre che direttamente al sindaco che si rende disponibile attraverso il nostro WhatsApp 342 74 5505 oppure la mail sicilia24focus @telecolor.it. Lì sulla destra state vedendo adesso il numero del WhatsApp. Tra poco passeremo ai WhatsApp che stanno arrivando o che sono arrivati nell'immediato, diciamo, dell'arrivo del sindaco. Adesso facciamo una breve pausa e poi toccherà a voi. State con noi, appuntamento con il sindaco trentino. Allora, siamo con il sindaco trentino in diretta, il nostro appuntamento settimanale del venerdì. Le leggo questo che è un incoraggiamento e anche, oltre che un complimento, che viene da Bernardo Aruta. Sono tutti firmati, quindi non c'è nulla di artificioso o artificiale. Gentile sindaco, innanzitutto esprimo la piena solidarietà di un cittadino attento a quello che lei sta facendo per la nostra Catania, invitandola a non curarsi di chi scrive cose indicibili. Sono pessimi cittadini. Ora spiegheremo di che si tratta. La prego invece di occupare il suo tempo a migliorare la qualità della vita di Catania, approfittando oggi della presenza nelle massime cariche istituzionali di dirigenti, dice così, testuale, di cappa e spada, cioè il prefetto e il questore. Buon lavoro Aruta Bernardo, è un bel messaggio. Assolutamente, che condivido per il fatto di una prima linea assolutamente d'azione, di un'ottima sintonia con le forze dell'ordine e col prefetto, non solo col questore ma anche col comandante dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Credo che la risposta reattiva già si stia vedendo, perché ogni giorno chiunque legge la Sicilia può leggere di resoconti in relazione ad attività repressive compiute dalle forze dell'ordine, quindi c'è un'area di maggior pulizia su Catania. Ecco, il riferimento che faceva Bernardo, dice non si curi delle cose che scrive, è un WhatsApp a cui lei ha risposto, che è un po' dei toni un po' minacciosi che noi vi risparmiamo perché naturalmente non c'è bisogno, a cui lei ha risposto dicendo: avviso agli studenti che volevano, studenti catanesi, eccolo qua, e a qualche genitore, capisco che fareste di tutto per saltare un giorno di scuola, ma l'allertamento sono una cosa seria da diramare solo in condizioni di rischio, non metterei mai a repentaglio la vostra incolumità, se dovesse nascere un'emergenza io farò la mia parte. È sempre il sindaco che parla, sto leggendo io, ma insomma è lui che risponde, ma non interverrò mai per ringraziarmi il favore di tanti giovani, peraltro a giudicare dalla quantità di messaggi sgrammaticati e volgari che mi sono arrivati non farebbero male a molti di voi doppi turni giornalieri. Questo era quando si paventava, come dire, l'arrivo del maltempo, si prevedeva questo, e ha ricevuto messaggi a quanto pare numerosi che volevano un giorno di vacanza in sostanza. Centinaia e centinaia di messaggi, alcuni divertenti, alcuni puerili, alcuni molto volgari, alcuni maleducati e qualcuno anche minaccioso, ragazzini che mi minacciano di spararmi in testa se non do allertamento. È chiaro che non gli do alcun peso, una sciocchezza. Però, direttore, questo dovrebbe anche accendere i riflettori su un altro tema, quello del controllo di noi genitori sull'attività dei nostri figli sui social, perché stiamo alimentando l'idea di una personalità parallela che sta sorgendo per i più giovani, i quali, nascondendosi dietro uno schermo e una tastiera, credono
credono di poter assumere un ruolo che magari di presenza, anzi no, magari sicuramente di presenza non si permetterebbero mai. Pertanto dovremmo essere un pochettino più Sono vigili. d'accordissimo, e questo è un tema che noi affrontiamo anche nel telegiornale. Comunque non era area di allerta meteo? Assolutamente no, tanto per capirci, quando si dirama l'allerta meteo ci si riconduce alle disposizioni della protezione civile. Ci siamo sentiti con l'assessore Porto più volte con la protezione civile, ci hanno tranquillizzato sul fatto che non vi fossero condizioni di particolare allarme, c'era un rischio che durante la nottata potessero aggravarsi, eravamo rimasti d'accordo, casomai ci sentiamo durante la notte e subito la diramiamo. Quindi tutto sotto controllo, alla fine abbiamo avuto, come qualcuno diceva nel passato, un'allerta meteo che spaccava le pietre. Sì, è vero. Vogliamo leggere qualche WhatsApp o qualche mail in diretta, perché io adesso non ce li ho più qua conservati, sono quelli che arrivano in questo momento. Ecco qua. Grazie al sindaco che finalmente agisce con amore verso questa città. Speriamo che i catanesi comincino a capire l'importanza di una città pulita. Bisognerebbe anche agire contro chi tiene tutti i cassonetti in mezzo alla strada, non uscendoli solo i giorni di conferimento. Grazie comunque intanto per tutto quello che fa Ester Giorgiani. Quindi qui c'è questo problema dei cassonetti che vengono lasciati. Dice una cosa molto seria, perché ad alcuni sono stati già consegnati i carrellati, questa è una questione che ancora deve essere sviluppata, la consegna dei carrellati a tutti gli operatori, e in particolare i ristoranti li tengono all'esterno perché non hanno spazi all'interno. A prescindere dal fatto che io sono un pochettino più integralista e vorrei che comunque si procurino lo spazio all'interno, perché dovrebbe essere per legge che una quota che una parte della loro superficie sia destinata alla raccolta dei rifiuti. Interni con i cassonetti, i piccoli cassonetti differenziati. I cosiddetti carrellati differenziati. Perfetto. Stiamo però studiando un'alternativa un po' più soft, prevedere un arredo che copra questi carrellati, unico per tutti, non so ancora in quale materiale. Ma esterno o interno? E anche all'esterno, l'assessore Tomarchio, qualcosa che sia esteticamente apprezzabile, che chiaramente non incida esteticamente sul nostro centro storico, qualcosa di pulito, però francamente vedere questi carrellati di diverso colore in mezzo alla strada che rimangono là è una cosa che a noi non piace. E qualcuno li lascia anche in mezzo alla strada? Assolutamente, qualcuno li lascia in mezzo alla strada, con ciò peraltro favorendo l'accumulo di spazzatura anche da parte di terzi che arrivano e vanno a utilizzare i carrellati degli altri per mettere l'indifferenziato, mentre là dovrebbe starci solo il differenziato. Carrellati, ma ci segniamo questo Sì. nome perché sarà uno dei temi. I carrellati sono quelli con le ruote, i mastelli sono quelli più piccoli. Piccoli, esatto. Ci sono tutti e due, Esatto. Li ho visti nei locali pubblici, nei ristoranti. Vediamo ancora qualche altro messaggio o mail in diretta insieme con il sindaco. Signor Sindaco, via Pacini di sabato sera, ore 20, nella zona pedonale. Buonasera, eccolo qua. C'è la foto. Ecco, e qui questo dovrebbe essere un'isola, perché io vedo decine di motociclette parcheggiate un po' così. Com'è sta storia qua? Quindi Graziano questa- Licia. Questa è la parte di via Pacini, se capisco bene, fra via Etnea e via Sant'Euprio, è la seconda parte. Io più volte sono intervenuto, io abitavo prima lì, più volte sono intervenuto e ogni volta che passo da lì chiedo ai commercianti di levare quegli scooter. Purtroppo c'è gente che ancora è convinta che la superficie davanti al proprio negozio, al proprio esercizio commerciale, al proprio bar, sia cosa propria. La devono smettere. Io più volte chiedo l'intervento dei vigili per andare a sanzionare, ma non possiamo qui condurre una battaglia a furia di contravvenzioni. Ci vuole un pochettino di testa, e quel che mi dà fastidio è che a 30 metri dal punto in cui abbiamo visto ci sono un sacco di aree di sosta in cui lasciare. Lì vicino? Sì, per gli scooter ci sono tantissimi spazi in cui lasciarlo. Ma anche in via Pacini? Sì, in via Sant'Euprio sto dicendo, in via Sant'Euprio, là accanto, di fronte a un noto negozio di arredamento, ci sono tantissimi posti in cui lasciare lo scooter. Io stesso qualunque ora vado, trovo il posto per il mio, e la verità è che siamo degli indolenti, stavo dicendo alla siciliana dei vili, siamo degli indolenti che non vogliamo neanche fare quei 10 passi a piedi, ma possiamo veramente rovinare una zona che peraltro loro stessi hanno voluto riqualificare. Questa è la cosa assurda. Sì. I commercianti di quel tratto hanno voluto riqualificare la zona di via Pacini, come abbiamo visto, con dell'arredo urbano certamente pregevole comunque di bello, gusto, sì. Sì, e poi però lo deturpano loro stessi con i mezzi. Ma questo è un tettafaziano, autolesionista. Parole del sindaco. Ne vediamo un'altra ancora di WhatsApp o mail, vediamo un attimo se arriva. Ecco qua: tempi rapidi per chiudere strade e piazze, ma per avere stalli per invalidi
tempi biblici, si aspetta la dipartita degli aventi diritto. Questo è Carlo che usa questa metafora un po' divertente, ma in realtà si lamenta, insomma, cioè, quando è che mettete gli stalli per invalidi? Tempi biblici. Francamente è la prima volta che sento, non mi era mai giunta una segnalazione del genere, verificherò, così come ho chiesto anche di verificare più generalmente la questione dei pass per gli invalidi, perché diciamolo anche, c'è qualcuno che non li utilizza correttamente. Io l'altra volta ho intercettato una signora che è in senso vietato nella corsia preferenziale, ha fatto poi in versione di marcia in via Gabriele D'Annunzio, ha posteggiato in doppia fila. Ci sono andato mentre la signora era scesa. È sceso lei personalmente? Sì, no, ero a piedi, camminavo a piedi. Ho visto il contrassegno degli invalidi, ho aspettato la signora, ho chiesto: signora mi scusi, ma mi perdoni se glielo chiedo, con delicatezza, è lei la portatrice di handicap? No, no, è mia madre. E lei ha fatto tutte queste cose, ma io accompagnavo mia madre, signora l'ho vista io. È una cosa che mi dà fastidio. E lei, sindaco, non ho cosa dire, ha ragione. Quindi poi c'è anche un malpractice su cui bisogna intervenire, però siccome quello che conta è la segnalazione del nostro teleascoltatore sugli stalli, certamente adesso io chiederò all'ufficio tecnico urbano quale sia la situazione, quanti siano le pendenze per cercare di accelerare. Bene, sarà soddisfatto e vediamo poi i risultati. Naturalmente ci scriva poi quando arrivano. Buongiorno signor Sindaco, il verde pubblico bisogna farlo anche in periferia, dice, qui non leggo il nome, vedi Leonardo da Vinci, grazie, passerebbe alla storia, dice, se fa questo passa alla storia. Beh, allora il tema del verde pubblico è un tema che mi sta molto a cuore, anche perché da sindaco francamente mi addolora sapere che nella classifica stilata in base ai dati del 2022 Catania è l'ultima in Italia sull'ambiente, sulla questione ambientale, e devo dire che comunque molto si sta muovendo. Il paradosso qual è? Che l'altra volta ci siamo confrontati con la consulta del verde, stiamo parlando di circa 30 soggetti esperti di più associazioni, e discutevamo con loro della possibilità di piantare 10.000 alberi, quindi un numero consistente di alberi basso fusto che poi cresceranno, ma abbiamo avuto difficoltà a individuare aree comunali dove metterle. Ma il problema è che più che piantare alberi, intanto io desidererei che si facesse una corretta manutenzione sul verde esistente. L'abbiamo già detto in una scorsa trasmissione, noi dobbiamo trovare una soluzione per Largo Bordighera perché è veramente indecorosa. Lì non si può camminare, ne sono consapevole, tant'è vero che ho detto di fare un nuovo progettino. Purtroppo non sono cose che possiamo risolvere dall'oggi al domani, c'è di mezzo il nuovo contratto di servizio con multiservizi che deve provvedere a questo genere di interventi, ci sono tutta quanta una serie di combinazioni che stiamo cercando di accelerare, ma che se riusciamo noi a incasellare così come desideriamo produrranno effetti utili nei prossimi mesi. Ancora tempo per un paio di WhatsApp o di messaggi, vediamo. Intanto in attesa vorrei chiederle questo, eccolo qua, volevo segnalare al sindaco per quanto riguarda le bocche di lupo, percorrendo l'asse dei servizi di Corso Indipendenza fino all'imbocco dell'autostrada Catania-Palermo e viceversa, non esistono bocche di lupo, pertanto quando piove l'acqua si raccoglie lungo le corsie di entrata e l'uscita dal Corso Indipendenza. Ma questo delle bocche di lupo è un problema ancora più, non voglio dire drammatico, potrebbe teoricamente diventare drammatico in via Etnea, perché quando fu realizzata la nuova via Etnea nel 1900... credo che comunque era giunta Scapagnini, dimenticarono di mettere le bocche di lupo, quindi noi non abbiamo la possibilità di far fluire l'acqua dalle corsie laterali. Naturalmente una volta che vengono eliminate non è facile ripristinarle. È vero che adesso è previsto un intervento del commissario per la depurazione che dovrà sventrare tutta Catania per realizzare un nuovo depuratore, e proprio ieri ci siamo confrontati perché ho chiesto a tutto il team coordinato dal professore Fatuzzo se riusciamo anche a prevedere una possibilità di canalizzazione di queste acque meteoriche che non potrebbero andare con quelle fognarie, ma in ogni caso
spero che si trovino dei canali diversi, perché noi sappiamo che a Catania abbiamo il problema dei pirituri, cioè delle perditoie della lava. Però vede direttore, quello che sfugge a tantissimi catanesi, noi il problema del rischio idraulico l'abbiamo non solo per le piogge che provengono da monte, dai vari paesi piedemontani, perché non si sono collegati al cosiddetto canale di cintura, ma l'abbiamo anche perché tutta l'acqua dei tetti dei palazzi non va nel sottosuolo come dovrebbe, ma va sui marciapiedi, perché basta, tutti potete vedere. Perché le grondaie a Catania finiscono nei marciapiedi, non vanno mai, non sono mai realizzate come dovrebbero, e quindi sostanzialmente non c'è una impermeabilità del suolo. È una scelta che fu catastrofica all'epoca, su cui non possiamo incidere perché si tratta di proprietà private. Chiaro. E quindi però dobbiamo fronteggiare i problemi quando Però poi Corso ci sono. Indipendenza le fate Ma non possiamo farle, perché se facciamo le bocche di lupo in Corso Indipendenza poi dov'è che sfogano? Bisognava farle prima, quindi dobbiamo adesso cercare di studiare. Adesso non conosco nello specifico il tema che mi è stato posto dal teleascoltatore, dobbiamo verificare nello specifico se ci sono soluzioni alternative. Io avrei ancora un ultimo WhatsApp, se ce la facciamo velocemente, se non le fa... Sì, buongiorno, capisco che il tema di oggi è un altro, ma chiedo al signor Sindaco come è possibile non si può far niente per quella coppia davanti ai lidi di Corso Sicilia. Alla Lidl? Sì, alla Lidl, chiedo scusa, che dorme in una tenda. È un'altra signora straniera che vive in strada, sempre in Corso Sicilia. È possibile che non si riesca a trovare una soluzione per queste persone con tutti gli immobili abbandonati? Saluti. Ha perfettamente ragione, però le dirò una cosa che le dispiacerà: non esiste soluzione. Noi abbiamo inaugurato qualche giorno fa un meraviglioso dormitorio per garantire un luogo di pernottamento caldo, comodo, bello. Dov'è? Oddio, vicino alla circonvallazione, in questo momento a Montepo. Okay. E ce ne sono tanti altri offerti dalla Caritas, dal 118. Non si può fare niente, perché se loro non sono disponibili di loro volontà ad andare a dormire, non si può pretendere coattivamente che ci vadano. E questa gente, il fenomeno del clochard è un fenomeno che non ha soluzione, perché il clochard è un modello di vita, loro vogliono dormire nella strada. E purtroppo, ma non è un problema di Catania, è un problema di tutto il mondo. Basta andare a San Francisco, sono migliaia e migliaia, ma anche nel nord Europa, e senza via di soluzione. Purtroppo, quando ovviamente si tratta di soggetti che vanno oltre le righe, in quel caso l'unica soluzione è il TSO e si ricoverano coattivamente. Chiudiamo dandoci appuntamento venerdì. Lei potrà, Sindaco, spero? Speriamo di sì. E vorrei parlare con lei di questa classifica che non ci è piaciuta per niente Italia Oggi. Le vorrei chiedere qualche impegno per tirare su la città di Catania. L'impegno c'è, peraltro mi consente di dire, direttore, che ho anche il sospetto che i dati non siano stati aggiornati dal Comune di Catania, per cui è possibile... Ma da chi? Dal Comune di Catania, da noi, colpa nostra. Quindi li hanno lasciati? Li hanno lasciati, sì, non hanno caricato forse questi dati, me lo dicevano l'altra volta quelli di Lega Ambiente, quindi ho ragione di credere che sia vero, ma obiettivamente noi dobbiamo risalire questa classifica, perché ora che sono sindaco mi sento io il responsabile dell'ultimo posto in classifica, e un allenatore che lascia la squadra all'ultimo posto in classifica non merita di rimanere. Non è contento. Venerdì ne riparliamo. Grazie Sindaco, grazie a tutti voi per averci seguito. Questo è l'appuntamento con il Sindaco, adesso la programmazione di Sicilia 24 continua. Grazie ancora, ci vediamo venerdì.